Eccomi. Oggi è il 27. Sì, effettivamente a momenti, come già forse vi avevo detto, a momenti mi sento raffreddata, mi sembra di avere il raffreddore, a momenti no. Io non capisco. Cioè, anche stamattina c'è stato un momento che ero in condizioni e adesso sono normale, un po' il naso che cola, ma non ho nient'altro. Non lo so. E comunque, qui c'è il pranzo in preparazione. In realtà, cosa sto facendo? Semplicemente pasta e un misto di un minestrone che mi era avanzato e fagioli e piselli. Ecco, è un misto di verdure e legumi. Ecco, pasta, legumi e verdure. Questo sarà il pranzo perché oggi è proprio da minestrone. Oggi davvero è da minestrone, secondo me. Ecco, adesso sta iniziando, cioè, allora, nevica, piove, misto pioggia-neve, poi piove, poi nevica, è tutto così oggi. Stamattina è stato tutto il tempo così. Cioè, a Cortina ha nevicato proprio un nevicato, poi in tarda mattinata è iniziato a piovere. Adesso sta iniziando a nevicare qui. Sì, non si capisce, veramente. Vabbè, è la stagione della neve, quindi non c'è niente di strano assolutamente, però è molto 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 variabile. Quindi, boh. Adesso metto via questa roba perché è qui da ieri, credo. Non lo so, non mi ricordo. Mi pare. Sì, da ieri. Ecco, da ieri pomeriggio. Quindi metto via anche questa roba. Questa lavastoviglie, seppur piccola, è una bomba. Perché quando ho poche cose da lavare va benissimo. Chiaro, quando c'è tanta roba bisogna lavare a mano. O una parte da lavastoviglie e una parte a mano. O se le pentole sono grandi, a mano, ma insomma dai. È stata proprio una svolta. E anche queste ciotoline sono bellissime, sono comodissime e sono veramente perfette per la colazione. Quelle e anche queste qua le sto usando tutti i giorni e wow. L'altra ho rovinato il fondo con il frullino, quello che fa la schiuma del latte, ecco, si è rovinato tutto il fondo dell'altra. Vabbè, non importa, non importa, va bene lo stesso, dai. Buon, i piatti mi servono per dopo e basta. Sono contenta. Sono contenta perché ho già pulito, ho già messo sul pranzo, non è un pranzo così complicato, anzi fa tutto la pentola, quindi sono contenta. Basta. Ho già i pantaloni del pigiama perché non ho, cioè devo star comoda, c'avevo sui jeans. Che sono contenta di come mi stanno su adesso, perché sì, mi stanno molto meglio, sono un pochino larghi anche sulle gambe, sulle cosce. Mi fanno le pieghe, quindi vuol dire che sono un pochino grandi. Però sono contenta, sono molto soddisfatta. Come già vi dicevo, l'unica soddisfazione, no, non è l'unica, però per dire. Vabbè. Oh, ho le finestre aperte in camera. Cioè, ci sarà un caldo in questa stanza. C'è la bolletta da pagare, ecco cosa devo fare, devo pagare la bolletta. Devo pagare la bolletta quella della luce. Quella del metano dovrebbe arrivare in settimana, in teoria, perché sì, in settimana dovrebbe arrivare. Comunque sì, adesso è un po' misto. Al lavoro ci sono arrivata oggi, la statale era bianca, bianca. Ho dovuto fare il giro di Borca per arrivare su statale, perché poi qua su c'era un bilico fermo che metteva le catene. Cioè il bilico, c'era l'autista del bilico fermo che stava mettendo le catene, perché non era praticabile senza. Per mezzi così non era da fidarsi. E vi faccio vedere il pupazzo di neve. Eccolo lì, un pupazzo di neve. Mezzo con erba, terra, perché è stato fatto dopo la nevicata, l'ultima nevicata, però ormai s'era sciolta un po' la neve, c'era anche terreno, insomma, c'era un po' di prato.
e non c'era tanta neve, ecco, quindi è venuto su praticamente tutto, quindi non è solo neve. Guardate che cartolina gli alberi così. Peccato che non si possa far volare il drone, perché se no i motori vanno a quel paese, però guardate che meraviglia. Gli alberi con la neve sono bellissimi, sembrano dipinti, sembrano finti e dall'alto sono stupendi, io li adoro. Ecco, il fuoco ha preso, però dobbiamo pulire la stufa qui perché non va più tanto bene il fuoco, bisogna tenere il registro un po' aperto, quindi vuol dire che è giunto il momento di pulirla. Beh, effettivamente è sporca, vabbè non si vede tanto, comunque ce n'è di sporco, sì. Ciao! Ce n'è di sporco. Ciao Pippi! Qua dentro c'è un profumo perché prima ho spruzzato in quella zona, anche sul tiragraffi, questo che avevo comprato un po' di tempo fa. Questo qui. Ecco, basta. Ciao! Ah, qua è pronto? No. Ancora 3 minuti e la pappa è pronta. Perché è riscaldato, si è già riscaldato e adesso sta cuocendo. Ancora poco è pronto. Alla fine raffreddore uscito. È da tutto il pomeriggio che mi soffio il naso, non ne posso più. Cioè, mamma mia. Vabbè, ok. Così. Le galline hanno scombinato tutto lì. Era tutto in ordine, tutto bello pulito, ordinato, tutto. Hanno fatto un casino, hanno tirato su tutto. Comunque guardate la neve, il pupazzo è ancora lì. La neve si sta sciogliendo perché questi giorni sta piovendo. Ecco il gallo. E quindi adesso niente, neve ce n'è poca. Io il mio raffreddore, ma è, non dico quasi andato via, ma ho avuto un giorno che ero, ieri pomeriggio è anche stata abbastanza tosta e oggi no, non mi sono ancora soffiata il naso. Cioè, un raffreddore flash, davvero. Ciao, cosa c'è gattino bello? Cosa c'è? Ciao, cosa dici? Adesso arriva gelosino. Ah no, si sta lavando. Mamma, dove vai? Pipo? Pipo? Dove vai? Dove vai? Torna nella cussa, che tutto è sporca, guarda qua. Tutto è sporco. Cioè, sei proprio bianco fluorescente però, Ehi Pepe, ti stai lavando? Ti stai lavando, allora ti sporco di nuovo? Sì. Ma che pulizia. Fai i panini. Cioè, ma voi la conoscete quella canzone che fa No matter where you go, I will find you. Io la adoro. Na, 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 na. No matter where you go, no matter where you go. Bellissima. Bella, bella. Niente, l'ho appena sentita e quindi mi è tornata in mente. Hai per caso sonno? Stava guardando il film, ma adesso si è accorto che io lo filmo. Ecco, ecco. Lui guarda tutto, CSI, NCIS, le Iene, tutto quello che c'è in TV. Poi se ci sono animali ancora meglio. E gli piace tanto guardare anche quando gioco Animal Crossing. Sì. Adesso starò tutta la sera, sulle 9:30, con questa canzone in testa. L'ho appena sentita prima perché mi sono messa a ascoltare della musica. Stavo stendendo, ho detto mi metto un po' di musica.
E poi da lì, io so che quando inizio ad ascoltare qualcosa su YouTube, poi da lì vago finché arrivo sempre alle solite canzoni vecchie e poi arrivo su queste che sono, non so se sapete chi è Franchino. Vabbè, comunque, niente, sono cose un po' più particolari, decisamente più particolari, ma cado sempre su queste poi alla fine. E questa qua mi rimarrà in mente adesso. No matter where you go, na 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 na. È una melodia che mi piace tantissimo. Vabbè, e dovrei averla anche nel computer, in teoria. So che non ascolto più musica perché a me piace ascoltare musica quando vado a camminare sulla ciclabile, insomma sulla ciclopedonale. Però non vado più a camminare, sì che non ascolto neanche più musica. Una volta invece l'ascoltavo sempre. Vabbè, comunque devo vedere di scaricarmi qualcosa. Le canzoni moderne non mi piacciono, quelle nuove di adesso non mi piacciono. Ah, e mi è stato chiesto come mai non ho... No, forse non mi è stato chiesto, mi è stato detto... Non mi ricordo. Come mai non ho parlato di Sanremo? Perché io non guardo il festival. Non l'ho mai guardato e mai lo guarderò. Non mi piace, è tutto studiato a tavolino, è come il Grande Fratello, la stessa roba, non mi piace assolutamente. E tra l'altro le canzoni sinceramente non mi piacciono. E quindi quelle poche che ho sentito magari di sfuggita alla radio non mi piacciono. Ce ne sono di orecchiabili, sì, ma non è che non sono più le canzoni di una volta. Cioè, per dire, prima mi sono messa ad ascoltare roba vecchia, roba vecchia. Perché se le canzoni vecchie sono poesia, quelle di adesso non sono niente. Il nulla, sono il nulla. Che testi sono? Non hanno testi sensati, cioè, boh, robe stranissime. E vabbè, sarò vecchia io di testa. Vado a lavarmi perché è tardissimo. Aperta parentesi, non ho più raffreddore. È durato 2 giorni intensi e poi sparito. No, stamattina pensavo di averlo di nuovo. Stamattina ero in condizioni pietose, appena alzata. Poi dopo mi è passato. Quindi immagino che anche domani mattina sarà la stessa cosa. Vabbè, l'importante è stare bene durante il giorno, ecco. Oggi ho lavorato tantissimo, cioè al lavoro veramente, da quando sono arrivata in ufficio a quando sono andata via, ho lavorato tutto il tempo, perché è iniziato marzo, oggi è il 1° marzo, e io faccio sempre delle statistiche, dei conti a fine inizio mese, e quindi mi sono data da fare tra ieri e oggi, e alla fine, ma che... Ah, è sul telefono. Alla fine ho lavorato come una matta, ma così domani sarò tranquilla. Visto che domani sarà anche sabato, sarò un po' più tranquilla. Vado a lavarmi. Gli uomini e le donne sono uguali? Se io ti dico donna, tu dici vanno. Guadagni uguale?